Benvenuti a Diffusion, eccoci di nuovo insieme nel salotto di DTV, la TV digitale dell'Emilia Romagna più fresca, giovane e innovativa che c'è. Oggi abbiamo deciso di parlare assieme ai nostri legali e alla nostra Paola, che ogni giorno, ogni martedì li incontra per noi, della privacy, perché con il proliferare dei social network e con il girare di fotografie sulla rete può capitare, e neanche così poco spesso, che venga violata la privacy stessa. Quindi ascoltate quello che ci dicono i nostri legali intervistati da Paola. Grazie Deborah della linea e ci ritroviamo qua insieme per un'altra puntata di Dilex. Buongiorno a tutti. Allora, Avvocato Minocari, ormai una preziosissima presenza qua in trasmissione, esperto in materia immobiliare, e l'avvocato Yuri Monducci, esperto in diritto dell'informatica. Oggi parliamo di un argomento molto interessante che abbiamo snocciolato qualche puntata fa, abbiamo iniziato a snocciolare e ci riferiamo con precisione al problema della privacy in internet, con particolare riferimento ai social network. Quindi un argomento ovviamente che ha destato l'attenzione di tutti i telespettatori e che in qualche maniera interessa un po' tutti, perché chi di noi non ha un social network. E poi l'avvocato Monducci darà uno specchio più esaustivo per quanto riguarda le normative per la pubblicazione delle notizie e delle foto su internet, perché con molta nonchalance molto spesso appunto pubblichiamo delle notizie riguardanti la nostra persona e altri senza pensare ad eventuali conseguenze. Quindi Avvocato Minocari, ci illumini e ci inizia a parlare del tutto. Farò una breve introduzione perché l'esperto oggi è l'avvocato Yuri Monducci qui con noi, ma la tematica è risultata abbastanza interessante anche per quello che è emerso in una precedente puntata, dove parlando di diffamazione su Facebook, diciamo così, si è cominciato a parlare anche della privacy su Facebook, con particolare riferimento anche alle foto che venivano pubblicate nei propri profili. Infatti la tematica, a mio parere, andrebbe già subito suddivisa in due elementi principali. Il primo riguarda la privacy del proprio profilo, cioè di se stessi, per quanto riguarda la propria, volontà di far vedere le foto o il materiale che si pubblica a terzi. Noi sappiamo che su Facebook, che sostanzialmente è il social network più diffuso oggi, ci sono vari livelli di privacy attivabili dall'utente e quindi posso far vedere le mie foto a tutti, solo agli amici, anche agli amici degli amici. Credo che sia quasi impossibile mettere un'opzione comunque di non far vedere le foto a nessuno. C'è un'opzione che riguarda il solo io, quindi ecco, forse è stata introdotta adesso. Esatto, allora. In alcuni casi si può appunto guardare per se stessi in qualche maniera le foto, le notizie pubblicate. Quindi usarlo praticamente come un'attività di storage, cioè quindi esatto, deposito le foto su quel sito. C'è poi anche invece un altro aspetto che attiene alla privacy degli altri. Cioè io posso andare nei profili degli altri, posso avere accesso quindi al materiale che mi è stato consentito di vedere, e però devo capire in che limiti o entro che limiti posso utilizzare le foto o il materiale degli altri, che possono essere foto, video, audio, perché si possono caricare chiaramente file di contenuto multimediale di varia natura. Certo. E detto questo e fatto questo cappello introduttivo, io però lascerei appunto adesso lo sviluppo di questa materia, quindi sulla tutela, sulla normativa che regola questa particolare branca del diritto, all'avvocato Yuri Monducci, che è specialista e noto competente in campo di diritto informatico. Prego Avvocato. Grazie mille. Ma in realtà la questione della pubblicazione delle fotografie è una questione risalente nel tempo, che è stata, non ci crede nessuno quando lo dico, ma è stata regolamentata per la prima volta nel 1941, quando ancora internet non era nei pensieri di nessuno, quindi è stata regolamentata in un'epoca in cui le foto venivano per la prima volta pubblicate nelle riviste scandalistiche. Gli anni 40 sono gli anni in cui ha preso vigore la volontà di molte persone di scandalizzare il pubblico pubblicando appunto delle fotografie. Quindi in realtà quali foto possiamo pubblicare, quali foto non possiamo pubblicare non è previsto tanto da quella che tutti credono essere la legge sulla privacy, ma è prevista appunto da una legge del 41
che è la legge sul diritto d'autore, che specifica quando le foto si possono divulgare o meno. Questa legge prevede espressamente che noi possiamo liberamente divulgare le fotografie se le fotografie sono state riprese, sono state scattate in un luogo pubblico, se le fotografie sono state scattate a personaggi pubblici e se le fotografie, anche eventualmente scattate in luogo privato, sono relative a episodi pubblici. Ad esempio, per pubblico cosa si intende? Allora, un episodio pubblico che cosa comporta? Allora, un episodio pubblico è ad esempio una conferenza, una manifestazione che può avvenire in una piazza ma può avvenire anche all'interno di un edificio privato, ad esempio una conferenza che avviene all'interno della sede di un partito politico. È comunque un evento che avviene all'interno di un luogo privato ma è un evento di interesse pubblico. Quindi la logica qual è? Se io scatto foto in questi contesti, io queste foto le posso liberamente mettere su internet. Questa è la sostanza. Se invece le foto sono state scattate in altri contesti, ad esempio a casa mia durante il pranzo di Natale, certo, o comunque in un luogo privato, non è che non si può mai pubblicare quella fotografia. La fotografia la si può pubblicare se riguarda persone diverse da me, perché se ci sono solo io il problema non si pone. Ovviamente. Io decido di me stesso e ho la libero possibilità arbitrio. Esattamente di decidere come utilizzare e come gestire la mia libertà. Se invece nella foto dove magari ci sono io, ci sono anche altre persone per le quali io non posso disporre, a quel punto è subentrata la legge sulla privacy. Dal 97 è in vigore la legge sulla privacy che dice quali sono le condizioni affinché io possa pubblicare quelle fotografie. E la legge prevede che io le fotografie che riguardano altri le posso pubblicare se ho il consenso di questi altri. Bene, allora a questo proposito mi permetto di interrompervi un attimo e introdurre un quesito che ha appunto posto un nostro telespettatore riguardante appunto un gap accaduto in una festa privata. Quindi vi leggo subito la mail che ci è arrivato. Allora, la sua domanda è questa. Dopo aver pubblicato su Facebook alcune foto che avevo ritratto con la mia macchina fotografica ad una festa di compleanno, mi ha contattato un mio amico particolarmente arrabbiato pretendendo che la cancellassi perché a suo dire la fidanzata non avrebbe gradito il mio arrivare alla festa perché non voleva che lo scoprisse. Sono obbligato a rimuoverla e se non lo faccio a quali rischi vado incontro? Mi pare che nel quesito del telespettatore si dica che questa foto è stata scattata in un luogo privato. In un luogo privato con la sua macchina fotografica. Perfetto. Allora, ad una festa di compleanno, quindi esatto, probabilmente con altre persone. Allora ho capito bene, perfetto. Allora la risposta è sì, la deve rimuovere. Ok. Perché il luogo era privato, e è stato ripreso l'amico, quindi un terzo, e questo amico, da quello che desumo, non ha mai prestato il consenso. No, quindi, né il consenso né evidentemente il consenso della fidanzata che non sapeva della sua partecipazione. Quindi l'esigenza dell'amico evidentemente è quella di tutelare la propria privacy rispetto alla fidanzata e non rispetto agli altri. Esatto, ed è un'esigenza che la normativa vuole tutelare. Quindi in sintesi, tutte le volte che non ci troviamo davanti a un evento pubblico, ovviamente per tutti, e abbiamo a che fare con terzi che non danno il loro consenso alla pubblicazione delle loro immagini, dobbiamo porci il problema di richiedere questa autorizzazione prima di pubblicare in qualsiasi social network appunto queste immagini. Quindi sì, la cosa però è particolarmente delicata perché se noi ci rendiamo conto di quante foto ci sono su Facebook, ma in generale anche su YouTube, quanti filmati vengono pubblicati con la presenza di persone che non hanno mai dato il consenso, noi ci rendiamo conto di quanto possa essere deflagrante questa situazione. Perché è quasi incontrollabile. È quasi incontrollabile. È veramente impossibile cercare di capire. Tant'è che appunto anche su YouTube vi è la possibilità di chiedere la rimozione se uno o più soggetti che sono stati ripresi chiedono, per la tutela del diritto d'autore, che può essere comunque anche quella proprio alla propria immagine personale, chiedono appunto che questo filmato venga rimosso. C'è da dire che effettivamente è una sorta di mitigazione della normativa violata, perché sostanzialmente non appena tu pubblichi una foto
con un terzo che non ha prestato il suo consenso, paradossalmente l'illecito si è già sviluppato. Certo. Però ci rendiamo conto di quanti illeciti teorici ci possono essere, perché chi è che dà il consenso tutte le volte per essere pubblicato? Tante volte io credo che sia capitato a tutti noi e anche a noi che facciamo comunque di professione questo mestiere, cioè gli avvocati, di chiederci: ma se pubblico questa foto, magari siamo una foto in compagnia, in gruppo, tutti ritratti assieme su Facebook, magari possono essere contenti i miei amici, perché comunque, diciamo così, riprendono un momento di gioia passato insieme, ma se trovi invece colui che dice no, me la togli, tu l'illecito l'hai già commesso. Ed è un problema serio, perché l'asticella della sensibilità di quello che è lecito o non lecito si sta sempre più alzando. Cioè non siamo più in grado di capire, o forse sarebbe necessario un intervento correttivo, non dico legislativo, ma quantomeno giurisprudenziale, che possa essere più mitigante, perché non ci rendiamo più conto comunque se quello che stiamo facendo sia comunque illecito o meno. Noi forse, e dico forse, non ci rendiamo conto di compiere 2 o 3 reati ogni giorno. Assolutamente. Anche perché non è una questione di prevenire le conseguenze. Molto spesso uno con ingenuità pubblica una foto, una notizia che appunto riguarda un terzo e se ne preoccupa soltanto dopo che il terzo ha fatto notare il dispiacere o comunque il disguido. Quindi è molto difficile anche prevenire un'eventuale reazione, perché molto spesso lo si fa spontaneamente senza un fine machiavellico. Assolutamente. Ma non solo in piena buona fede, addirittura anche con la convinzione di poter fare un piacere, un gesto comunque anche di, diciamo così, piacere nei confronti appunto del terzo che viene pubblicato. E invece magari ti trovi di fronte a situazioni che ti possono scoppiare in mano. Quindi il controllo ideale quale sarebbe? Richiedere il permesso a tutte le persone citate all'interno dell'immagine a priori? Normativamente dovrebbe essere così, bisognerebbe chiedere un consenso espresso, non necessariamente con delle forme, voglio dire, sacramentali, voglio dire, non serve la firma in un foglio usobollo per capirci, però bisognerebbe chiedere il consenso espresso e questa è una modifica che ha fatto la legge sulla privacy, perché mentre con la legge che citavo prima, quella del 41, si poteva anche ritenere che le foto potessero essere pubblicate col consenso tacito della persona, cioè io faccio una foto con l'avvocato Minoccari, pubblico la foto su Facebook perché tanto so che se gliel'avessi chiesto l'avvocato Minoccari mi avrebbe dato il suo consenso. Nella vigenza della legge, diciamo, del 41, questa cosa poteva essere fatta. Oggi come oggi, con l'entrata in vigore della legge sulla privacy, che ha previsto dei requisiti specifici per il consenso, io glielo devo chiedere, nonostante io presuma che lui me lo possa dare, io comunque devo dirgli: Marco, posso pubblicare la tua fotografia? E lui mi deve dire sì. Bene, questa è una situazione un po' utopica, perché sì, poi mi vengono in mente nella pratica, tutte, assolutamente, nella maniera più assoluta e incontrollabile. Penso a foto negli stadi, appunto video di concerti, foto in concerti dove ti può serenamente capitare di avere accanto un qualcuno e poi magari appunto averne una conseguenza, quindi è davvero una cosa incontrollabile. Magari questi però sono eventi pubblici, come diceva prima comunque l'avvocato Monducci, e qui ci può essere già una discriminante. Anche se una persona in realtà non vuole far sapere di esserci stato presente? Però, sì, in quel caso sì. Quindi... In quel caso, se io non voglio sapere di aver partecipato alla manifestazione in occasione dello sciopero del 17 febbraio, io non devo andare alla manifestazione. D'accordo, quindi comunque il range si richiude all'interno di luoghi privati, quindi non deputati a eventuali scatti fotografici. È la protezione del domicilio. Certo. Tutto ciò che io faccio in casa mia devo presumere che sia una cosa che io faccio nel segreto. Poi rientra nella mia libertà la possibilità appunto di scegliere di divulgare tutto ciò che avviene all'interno di casa mia all'esterno. Quindi la festa di compleanno in realtà rientra nella violazione della privacy perché è all'interno di mura private. Di un luogo privato. Fosse Poi stata anche in qui un altro bisogna posto... distinguere, perché noi stiamo pensando alla festa di compleanno di una persona tra virgolette normale, ma voi sapete meglio di me che ci sono spesso delle celebrazioni che sono fatte in luogo privato ma hanno un interesse pubblico, perché ad esempio si sposa un personaggio politico o compie gli anni, compie i 70 anni
un personaggio dello spettacolo e quant'altro. Quello comunque a certe condizioni è un evento di interesse pubblico. E attenzione, un'altra cosa, tutto quello che io ho detto fino adesso non si applica nel modo più assoluto all'attività del giornalista, che ovviamente soffre delle regole completamente diverse. Non si applica né la legge sul diritto d'autore né la legge sulla privacy al giornalista, perché la libertà di stampa prevale o comunque deve essere bilanciata in modo completamente diverso, ma non entriamo in questo momento perché nel dettaglio della specifica. E le conseguenze quali sono? Sono pecuniarie, sono legali, penali, insomma quali sono le conseguenze in cui si può incorrere? Se noi guardiamo alla legge sul diritto d'autore, ti dà conseguenze di natura comunque civilistica e inibitoria, ovvero sia se è stata pubblicata una foto su un sito o su un giornale o su altri mezzi di comunicazione di vario tipo, si può chiedere l'immediata rimozione con un provvedimento d'urgenza e quindi si chiama tutela inibitoria, cioè ti vieto di pubblicarlo ancora o di continuare a pubblicarlo. E poi ci può essere chiaramente anche una tutela civilistica, cioè di risarcimento del danno. Perché se tu utilizzi la foto di un terzo, che può essere un personaggio pubblico, ma anche una persona privata qualsiasi, a scopi commerciali, quindi pubblicità o altri promo di vario tipo, è evidente che tu utilizzi l'immagine comunque di una persona che non ha dato il proprio consenso a fini commerciali, quindi sfruttandone comunque questa immagine. Per esempio, Paola, se io pubblicassi o utilizzassi una tua foto pubblicata nel tuo profilo Facebook e la volessi utilizzare per dire questa ragazza sta, diciamo così, promuovendo, è venuta in studio da me, insomma, utilizzo la tua foto per scopi miei personali, è evidente che tu puoi chiedermi un risarcimento del danno. Certo. Perché hai usato la mia immagine senza il mio consenso? Perché la mia immagine ha un valore e può avere un valore e lo ha per forza, perché se tu hai usato la mia immagine è perché gli hai dato un valore. E quindi queste sono tutte sanzioni di natura civilistica. A me è capitato per esempio un caso abbastanza strano di un'azienda che aveva utilizzato a sua insaputa, a dire la verità, l'immagine di uno sciatore prelevata dall'agenzia pubblicitaria da non si sa ancora dove. L'immagine di questo sciatore era stata modificata, togliendogli i baffi, cambiandogli il logo, modificandola un po', e aveva utilizzato l'immagine di questo sciatore modificata mettendola come immagine nella pubblicità di un prodotto per sci. Questo sciatore è arrivato a questa fiera, ha guardato la foto, ha detto ma quello sono io e ha fatto causa all'azienda. Certo. L'azienda chiaramente diceva io non ne sapevo nulla perché ha fatto tutta l'agenzia pubblicitaria, però il problema è serio. Poi lì c'erano state altre questioni un po' particolari del tipo ma come faccio a sapere che sei tu? Che abbiamo fatto comunque alla fine 6-7 foto di sciatori più o meno in quella posizione, in quella curva durante quella gara e non si riconosceva chi poteva essere, ma questi sono altri problemi, certo, comunque che entriamo nel dettaglio. Però anche dal punto di vista proprio piccolo, cioè utilizzare l'immagine di un terzo che non ha dato il suo consenso, anche a scopi commerciali, dà origine al risarcimento del danno. C'è poi anche la parte penalistica, che è poi collegata a mio parere alla normativa sulla privacy, e quella è... Sì, farei parlare un perché la legge sulla privacy prevede per chi viola la privacy, cioè per chi viola le varie disposizioni contenute nella legge sulla privacy, prevede delle sanzioni di due tipi, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali. Allora, tutti sappiamo che quando si dice sanzioni penali si intende la sanzione della reclusione. Esatto, cioè, quindi, che è quella che preoccupa di più. In realtà devo dire, forse per sfatare un mito, che la legge sulla privacy prevede la pena della reclusione solamente per chi viola le norme poste a tutela della privacy, ma per procurare un danno o per procurarsi un profitto. Bene, quindi con uno scopo ben preciso. Esatto, ci deve essere proprio lo scopo di arrecare danno a qualcuno oppure di guadagnarci. Perfetto. E quindi questo diminuisce tantissimo le possibilità di rischiare la reclusione. Incorrere in reclusione. Ecco, c'è da dire però che la legge sulla privacy prevede anche delle sanzioni amministrative. Che cosa sono le sanzioni amministrative? Le sanzioni amministrative sono le sanzioni pecuniarie, sono quelle che chiamiamo multe. Le multe. Che variano? Che sono altissime. Ecco. La più bassa è di 5.000 euro. Però. Quindi le sanzioni pecuniarie previste dalla legge sulla privacy sono sanzioni che vanno, diciamo, a seconda del tipo di violazione, dai 5.000 euro in su.
possono superare, anche se solo per determinati soggetti, quindi per le aziende, per le società di un certo patrimonio, eccetera, possono superare anche i 200.000 euro. E la sanzione amministrativa nella legge italiana è irrogabile anche a chi commette una violazione della privacy per colpa, cioè senza farlo apposta. Sanzione amministrativa. Esatto, la sanzione amministrativa in quanto tale. Quindi, sì, la classica multa che è chiaro il concetto a tutti, credo. Quindi. Esatto, e quindi il problema fondamentale per tutti noi che non pubblichiamo foto, notizie o comunque non violiamo la privacy allo scopo di arrecare danni ad altri, il problema rilevante è la multa. La sanzione amministrativa. È il modo per rimpinguare tutte le casse dello Stato. Tant'è vero che il Garante Privacy negli ultimi anni ha cominciato una campagna di tipo sanzionatorio. Mentre i primi anni di attività del Garante Privacy è stata svolta una campagna, diciamo così, divulgativa, cioè vogliamo insegnare alla popolazione cosa dice la legge sulla privacy, è arrivato il momento in cui il Garante Privacy sanziona. Certo, un modo come un altro appunto per rimpolpare le casse. Direi che l'argomento è stato introdotto e sviluppato in maniera esaustiva, saranno sicuramente moltissimi quesiti, quindi invitiamo i nostri avvocati magari in un futuro a riprendere il discorso. Noi ringraziamo tantissimo ovviamente l'avvocato Minocari che ci fa sempre compagnia con la sua preziosa consulenza e l'avvocato Yuri Monducci per la sua assolutamente completa spiegazione in merito. Grazie mille, noi ridiamo la linea a Deborah e ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti. E allora siete stati bene attenti? Secondo voi siete rimasti vittima di un reato? Siete rimasti vittima di un'ingiustizia? Se così è, o se semplicemente volete un parere di un nostro legale, potete mandare un'email o un videomessaggio a questo indirizzo: programmi@dtv.net. E vi ricordo l'appuntamento a domani. Domani ci facciamo tutte belle. Andiamo al Palace Beauty and Spa di Imola, andiamo perché vi accompagno io e scopriamo il trucco per chi ha i capelli e gli occhi castani e scopriamo anche una tecnica davvero rilassante come quella del massaggio al cuoio capelluto. Quindi domani vi aspetto qui. Ciao!